3, 2, 1. Questo è un po' inquietante. Ok, la porta l'apri tu. Non l'apro io. Non puoi dirmi che ti è sembrato di vedere un uomo? Cioè, vado di matto. Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video, un video di Urbex, ovvero di esplorazione di un luogo abbandonato, come vi avevo promesso. Sto facendo questa breve intro a casa mia, anzi scusate il disordine, anziché dentro il posto abbandonato come mia consuetudine, perché sta diluviando ed è notte. Speriamo bene, spero di non scivolare, di non prendermi il raffreddore e quindi niente, godetevi il video. Ok, fantastico, siamo dentro. Ciao. Nonostante la pioggia, nonostante tutto, siamo riusciti a entrare e questo è un grande primo passo. Allora, siamo entrati abbastanza facilmente, non mostro l'entrata come sempre nei video per motivi di sicurezza. È una fabbrica, sembra un capannone che credo che sia di 2 piani, come vedete è abbastanza frequentato. Questo posto è immenso, la luce non ce la fa a illuminarlo tutto. Il soffitto, vedete, è proprio, diciamo, il capannone di una fabbrica. Si sente... Oh. Ok, allora, si sentono dei ticchetti come dei rumori, ma sono molto sicura che sia la pioggia. Infatti, tipo, in cima ci sono dei lucernai, allora qua c'è la ventola e qua vedete, tipo, sono tutti lucernai, perciò penso che sia quello. Io sto ancora camminando in linea retta e, cioè, la stanza non è ancora finita, per dirvi. Comunque è tutto ricoperto di graffiti. Aspetta, arriviamo prima fino... Che c'è? No, aspetta, cosa ho paura. Proviamo, allora prima guardiamo bene il piano giù. Comunque avevo ragione, ci sono delle scale, quindi c'è qualcos'altro di là. Sedia? Comoda? Che spero che non ci siano tipo solo 2 malattie su questa sedia. Comunque sì, insomma, funziona ancora. Un vecchio contatore? C'è il rame. Secondo me già qualcuno se l'è fatto su prima di te. Mi hai fatto prendere un colpo, pensavo che qualcuno stesse bussando. Ok, 3, 2, 1. Sì, ma che sbaglio. Sì, sembra normalissimo sotto scala. Per citare Stefano nell'altro video, potevamo trovare Harry Potter qua sotto. Niente, piastrelle. Ok, ora forse noterete che la telecamera ha smesso parzialmente. Ok, ci siamo. No, ok, sta facendo fatica a mettere a fuoco. È sempre così. Quando vengo... Mannaggia. Quando veniamo ad esplorare i posti di notte, so che vi piacciono, cioè, le esplorazioni notturne, inquietanti, quello che volete, ma per fare i video non è assolutamente l'ideale. Oh, c'è una faccia qua per terra. Vecchio. Sì, sì, ma c'è gente che ha talento. Qua ce n'è un'altra. Che questa è inquietantissima, vecchio. Hey Beach. Usciamo e ci ritroviamo alla cascata. Ah sì, poi, raga, perché voi non lo sapete, ma praticamente noi avevamo cercato di entrare. Ah, ok. Una volta in cui pioveva tantissimo e praticamente si era formata la cascata, ok, di acqua scrosciante davanti alla porta e non siamo riusciti a entrare. Ok, ora per le cose serie. Si va al piano di sopra. Ok, la porta la apri tu. Non la apro io. Non esiste. Sì, rimani chiusa dalla porta. Ti vedrai giù. Adesso. Quella. Oh, la prima finestra integra. Ma che... Boh, sembra una sorta di sotto... Boh. Sembra una sorta di sottotetto, cioè siamo al secondo piano, ma... Pensavo che desse sul capannone, invece no. No, a quanto pare è tipo, ma c'è il tetto, anzi c'è il tetto che Sì. cacchio. Boh. Se qualcuno sa cos'è, boh, me lo faccia sapere, non ho idea di a cosa serva un vano così. Tra l'altro è rifinito come se fosse una piscina, tipo. Ma non credo fosse sia una piscina, ma sono proprio finestre. Comunque in genere nelle esplorazioni i bagni possono essere soltanto in 2 stati, ragazzi, o completamente fatti a pezzi o in ottime condizioni. Come ad esempio quando siamo andati alle terme, nell'hotel termale, dove i bagni e le vasche termali erano ancora perfette. Ci sono solo 2 chance. Non riesco a farvelo vedere bene, ma queste sono 2 porte e questa era l'entrata principale della fabbrica praticamente. Eccola, la zona uffici. Adoro. Ehi, mi fai una foto qua?
Yeah, I'm tired of shit and the cops. No, vecchio, non puoi dirmi che ti è sembrato di vedere un'ombra, cioè vado di matto. No, fantasmi chi se ne frega, vecchio, non voglio che ci siano persone. Stiamo continuando ad esplorare la zona uffici, scusate la mancanza di fuoco della mia telecamera, ma continuando a muovere la luce, che tra l'altro devo tenere molto bassa. Comunque vedete, tipo, qua ci sono graffiti, quelle sono tutte finestre, ok? Sempre disegni, ok? Vans, grandissimo. Ditemi che voi non trovate inquietante questo. Porca troia, questo è inquietante stasera. Sala caldaie. Inquietante. C'è anche una bestia che vola. Ma la falena, poveretta. Lasciare la porta aperta così esce. Wow. Praticamente il secondo piano fa anche tutto il giro e quindi adesso siamo tornati. Qua c'è un altro punto per scendere. È vero, io non pensavo che fosse così grande questo posto, cioè mi aspettavo, cioè sapevo che erano 2 piani. Questo è l'ufficio del boss, immagino, perché è abbastanza enorme. Wow, questo è un po' inquietante. Io non sono un'esperta, ma perché i tubi sono messi così? Altri bagni? Sì. Oh, ma questo è un bagno di lusso, anche, cioè il bagno privato? C'è pure il Certificato di garanzia, meno male. Va bene, direi che abbiamo visto tutto. Cosa c'è? niente, se no era vuoto sotto. Ok, perfetto, evitiamo di cadere, di cadere al piano di sotto. Ok, allora stavamo andando via e non ci eravamo resi conto all'inizio che al piano terra c'è anche tipo questa, che è chiaramente una cassaforte. Ovviamente nel senso chiusa, non ci provo neanche, ok, è chiusa e di sicuro, cioè mi aspetto che sia vuota ovviamente, però ragazzi è la prima volta che trovo una cassaforte in un posto abbandonato, pazzesco. Ah, guarda il coso della combinazione. Ok. Eccomi di nuovo ragazzi, spero che il video vi sia piaciuto. Sto facendo questa breve outro in fase di editing, come vedete infatti ho i capelli completamente diversi, il disordine in camera è sempre lo stesso, niente panico, perché mi sono resa conto di aver fatto l'intro e per completezza volevo dire anche 2 cose alla fine. Allora sicuramente spero che l'esplorazione vi sia piaciuta, se per caso ci sono posti abbandonati, preferibilmente in Veneto, che conoscete, che vorreste che esplorassi, fatemelo sapere sui commenti, sui social o dove preferite. Mi piacerebbe molto dirvi qualcosa di più su questa fabbrica, quando è stata abbandonata, come, perché. Purtroppo però, a meno che non si tratti di posti famosi come il seminario di Padova o la cartiera, si trova sempre poco, però insomma spero che l'esplorazione sia stata interessante lo stesso. Quindi io vi saluto e ci vediamo al prossimo video.